Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Non si sente. Si sente. Ebbene, dai, inizio io. Non avete le... Scusatemi tanto, radioascoltatori. Il mio audio, perché oggi non sono in studio, giuro che dalla prossima volta sarò sempre in studio. Volevamo aprire con questo spettacolo, cioè dei frame da questo spettacolo, un monologo appunto che si chiama 5 centimetri d'aria, la storia appunto di Cristina Mazzotti e dei figli rapiti, un progetto nato da un laboratorio del Piccolo Teatro di Milano e dall'Università Statale, in particolare il professor Nando Dalla Chiesa, che ricordava il sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti, la prima in pratica donna ad essere sequestrata dall'Anonima Sequestri in Lombardia, in Italia, ed essere purtroppo uccisa. Oggi parliamo di questo caso che è tornato tra l'altro alla ribalta ultimamente, perché si è riaperto a Como il processo agli esecutori materiali, sì, dopo 49 anni, perché il rapimento e l'omicidio di Cristina Mazzotti risalgono all'estate del 1975. E ne parliamo con Emilio Magni, giornalista di Razza, ex cronista del Giorno, che ha scritto questo bellissimo libro edito da Mursia Editori, proprio dedicato al rapimento di Cristina Mazzotti, e con Laura Salvioni, che è la cugina di Cristina. Benvenuti ad entrambi. Scusate tanto dei problemi tecnici. Niente, grazie, benvenuti. Benvenuto Emilio. Allora, io inizierei proprio con Emilio. Perché scrivere un libro su questa storia dopo 49 anni? È perché io ho vissuto in prima persona, sia come cronista e come amico della famiglia Mazzotti e del suo nonno in particolare, e quindi ormai tra l'anno prossimo sono 50 anni, quindi mi sono detto bisogna ricordare questa storia qui, tremenda giusto. storia. E quindi io ho scritto questo libro anche perché questo libro ha diversi obiettivi. Uno è quello di dare un'immagine di questa ragazzina, di questa ragazza, sì. Da bambina fino al giorno tragico del 1° settembre circa di 49 anni fa. Faccio vedere delle foto di quando era bambina, infatti proprio con la cugina, che ha pubblicato Emilio nel libro, molto bello. Grazie ho sentito la sua cugina Laura Saviano, che sentirete dopo, Emanuela Luisari, che era con lei la sera del sequestro, e altre persone che l'hanno frequentata, hanno vissuto. Ecco, è venuto fuori per la prima volta l'immagine di com'era sta ragazza. Giusto. È venuto fuori l'immagine di una ragazza molto serena, solare, sorridente, e si leggeva nel suo sguardo che era rivolta alla vita, no? Pensava, certo. Aveva appena superato la seconda liceo, quindi stava esplodendo, insomma, però era anche, come racconta anche il suo boyfriend, il ragazzo Paolo dell'epoca Galli,
che era molto seria, molto riservata, anche tante volte era anche severa con se stessa, quindi una figura sicuramente molto bella. Molto bella. Bravo Emilio, è molto bello ricordare. Io credo che proprio il nostro lavoro di cronisti sia di raccontare i fatti nel momento in cui si svolgono, così come tu hai fatto. Adesso poi dopo ti chiederò un po' di cose proprio di quei giorni, ma anche dopo di farne memoria, perché insomma raccontare un fatto come questo è raccontare la vita del nostro paese. Laura, Sì, a te voglio chiedere buongiorno. invece di raccontarmi di Sì, Cristina e del rapporto che avevate. So che eravate veramente più che cugine e sorelle, sì, stavate vi sempre ringrazio insieme. tantissimo Che per ricordo hai di l'invito Cristina? e ringrazio Emilio. Tantissimi ricordi fin da piccole, da bambine. Come ho detto nel libro a Emilio, siamo sempre state insieme perché spesso lei abitava a Milano, veniva a Erba da noi e quindi abbiamo passato tantissimo tempo insieme. C'era un grossissimo legame di affetto, di amore, e avevamo la stessa età e una sintonia, un'empatia tra di noi, subito, da sempre, da piccole. E quindi tanto tempo abbiamo passato insieme, tante belle cose, le vacanze, e persino un po' di asilo, perché Cristina aveva dei problemi di tosse, a Milano c'era l'aria Malsana, inquinata ai tempi poi, e quindi veniva spesso a Erba, mio in papà era campagna. medico, veniva in campagna e stavamo spesso insieme e questo legame da subito è stato fortissimo sempre, sempre. Tant'è che tante volte spesso ci vestivamo uguali, sembravamo due gemelle. Bello questo. Emilio, Sì, ci ricordi, allora nel libro tu racconti davvero tutti i fatti, anche citando tantissimi articoli di giornali dell'epoca, documenti, proprio insomma documentando tutto, però ci racconti tu come hai vissuto quei giorni? Allora ricordiamo insomma che Cristina fu rapita il 1° luglio del 1975 nei pressi di Opilio, dovete sapere, vicino al lago del Segrino, no? Dove avevano una villa di famiglia, mi sembra, una villa di campagna, la famiglia. E lei era con altri due ragazzi appunto in auto, i quali furono poi liberati da questi sequestratori, invece lei poi fu portata in provincia di Novara, dove fu insomma ritrovata morta in una specie di buca, appunto con 5 centimetri d'aria, come ricordava il monologo, e 3 mesi dopo. Però chiedo a Emilio, proprio visto che lui l'ha vissuta direttamente, come se puoi ripercorrere i fatti precisamente come li ricordi tu e come li racconti. Ovviamente in sintesi, perché il libro giustamente va letto ed è molto esplicativo. Diciamo subito che io, come ho detto prima, la conoscevo benissimo, lei frequentava con tutti gli amici, questo gruppetto di amici, il Bar Bosisio di Erba, che era un po' la movida del tempo, anche se non si chiamava ancora Una così. movida un po' diversa, sì. È molto più semplice e Sì, forse meno sì. dura di questa. Però ecco, lei era lì con gli amici, le ragazze, quella sera lei mi conosceva perché io l'avevo vista che da quando aveva 3 anni e qualche volta mi chiamava grande vecchio, quindi Oh, già. ho scritto però al libro. E la sera, l'ultima sera in cui l'ho vista era seduta sui gradini del bar e aveva mia figlia Benedetta sulle ginocchia e le comprò una cic americana, la Cevica. Penso. E quindi ecco. Poi non, io al giornale, alla Sì, provincia, non ero cronista che seguiva le cose sì. di Erba, anche se abitavo a Erba. Io seguivo Cantù, quindi non è che ho seguito direttamente le notizie. Però ricordo che, ecco, allora, come ho saputo io, in un modo
assai brutto, perché poi siamo partiti per delle vacanze in Istria e io ogni mattina, siccome i giornali arrivavano il giorno dopo, io prendevo su la macchina e venivo a Trieste a pigliare i giornali. No? Pensa un po', cioè nel mondo dei social, del sempre connessi, invece Emilio andava fino a Trieste a comprare il quotidiano italiano, giusto? Sì, E quindi l'hai saputo da un quotidiano? sì, era proprio. E allora, poi dopo io sono entrato in scena, così, mi ricordo una sera, allora non è come adesso che ci sono le conferenze stampa e i comunicati, allora si andava dal comandante della stazione, io ero la compagnia di Cantù, andavo, incontravo tutte verso sera il capitano, il quale mi riceveva sempre cordialmente, mi dava le notizie se c'erano, e una volta, sarà stato metà agosto, io ho visto sulla scrivania che c'erano delle foto e lui si è allontanato, si è andato via. Con cronista curioso sono andato, certo. sono andato a vedere che foto fossero e io ho visto delle persone che in una cabina del telefono e uno che telefonava dentro e l'altro, altri due che erano lì fuori. Erano chiaramente immagini con teleobiettivo, perché allora sono loro, li hanno peccati. Quando è arrivato, è tornato il capitano, io ho detto, ma sono loro, sono rapito. Lui non ha risposto, però quel silenzio lì era un'affermazione. Quindi. Poi quando è venuta fuori la notizia che Ballinari, il libero Ballinari in Svizzera aveva cantato, perché lui fu stupido, come tutta la banda, oltre che essere atroci, erano stupidi. Quindi un bandito spesso lo sono gli assassini. Bandito stupido è ancora più pericoloso. Sì, vero. Quindi la sera, quando quelli che è arrivata la notizia in redazione alla provincia che questo aveva indicato che il corpo era in una discarica e quindi io sono rimasto lì, però i cronisti sono andati giù e ha telefonato e allora il direttore Simoni mi disse vai su alla villa e poi lì che è morta purtroppo e prima che lo sappiano dal telegiornale. E allora, cioè, sei andato prima tu dei carabinieri? No, beh, sì, dato prima io dei carabinieri, sì, non c'era. Ma che responsabilità però, Emilio, no? Sì, vabbè, io e quando sono arrivato ho visto il cognato, che era mio amico, il cognato Marco Irodi, che era il cognato, e lui mi ha capito subito, è venuto al cancello, mi ha detto Enrico è morta. E dopo il dramma fu quando quelli lì sì che era in una discarica, su una roba, una cosa allucinante. Ecco, intanto però il direttore, pensando che io non ce la facessi arrivare, ha preso in mano il telefono, ha telefonato lui e ha detto lui, io ero fuori dalla villa e ho sentito questo urlo tremendo che mi è rimasto. Il giorno dopo ero in redazione, avevo 40 di febbre e non è arrivata la dottoressa, ha detto che non avevo niente, era lo stress. Era lo stress, un fatto molto... Però il direttore non disse dove era, e diceva, ma io sapevo dove era e quindi spiegai a delle persone che erano, c'era il sindaco, c'erano degli amici del papà, per spiegare dove era lì. Questi con la cartina che indicavano alla prima uscita dell'autostrada, come quando si va in vacanza, no? Invece andavano a trovare una ragazza, a Gagliate, no? Vicino Gagliate, Novara. Senti Laura, invece tu cosa ricordi di quel giorno e di quel periodo? Del giorno del rapimento, dicono. Ho dei ricordi
La mia memoria è una memoria di immagini ferme nel tempo. Me le ricordo benissimo adesso e sono proprio delle immagini una dietro l'altra. Mi ricordo la mattina in cui mia mamma mi ha svegliato e mi ha detto: hanno preso la Cristina, e io sono saltata sul letto, non capivo. E poi certo, ricordo... ci hanno preso, che cosa hanno preso? Come? Sì, ma come? Dico, come? Poi mi ha spiegato. E i pianti, e poi dopo la speranza, e abbiamo cercato di trattenere le nostre emozioni con gli zii, con i cugini, i giorni della speranza e non lo so, è bruttissimo. Ricordo la telefonata di Cristina quella sera lì, quel giorno, quella sera, che mi ha chiesto: Laura, esci con noi? Ed era una sera ventosa e io avevo mal di gola, non stavo bene, ho detto: guarda, io la chiamavo Cricri, non esco perché non mi sento bene, ci vediamo domani. E invece incredibile. più viste. Facciamo un minutino di pausa e poi torniamo. Sì. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Poi la linea. Allora, eccoci tornati. Stavamo parlando con Laura Saviano, che è la cugina di Cristina Mazzotti, e che per un pelo, insomma, quella sera poi alla fine non è stata coinvolta in quella storia maledetta, perché hai deciso di non uscire perché avevi mal di gola. Se fossi uscita probabilmente ti saresti anche tu trovata con come gli altri due amici che erano con lei in macchina. Perché le spiego, la Cristina appunto venivano fuori durante le vacanze, venivano in vacanza, non si usava molto il weekend, però il sabato o la domenica. E io le avevo presentato la mia compagnia perché Erba, essendo piccola, era un posto dove ci si conosceva tutti, aveva una bellissima compagnia e quindi lei era entrata in questa compagnia di ragazzi e ragazze. Ci trovavamo appunto al Barbosisio, come diceva Emilio, oppure alla Vista Teresa, davanti alla Vista Teresa, che era la pizzeria in centro, e quindi ci vedevamo sempre, ci sentivamo e andavo da lei veniva da me, insomma eravamo sempre insieme. Avevate mai parlato perché insomma quello era un periodo in cui c'erano tanti rapimenti, ne avevate mai parlato? Mi ricordo che qualcuno le ha chiesto: ma Cristina, tu non hai paura? Perché si parlava dei rapimenti, io non mi ricordo se ero presente o me l'hanno raccontato, e lei ha detto figurati, prima di me sai quanti ce n'è. Così è. Ecco, Emilio, il papà di Cristina pagò un riscatto, purtroppo nel giorno in cui già era morta. Come è andata questa storia del riscatto? Qui il libro è come ha voluto anche la signora Murcia, l'editrice, l'ha messo nei thriller e nei gialli, perché è ancora in ballo la questione, non si sa ancora dove sia finito. Ecco, l'altro, io ho detto il primo obiettivo, l'altro obiettivo
è quello di mettere in risalto la figura orrenda, stupida e orrenda, per esempio dei carcerieri, quelli che l'hanno lasciata morire, no? Perché io qualche giorno dopo la notizia che il cadavere era stato trovato, con altri colleghi fummo portati a vedere quella fossa tremenda. Era una fossa, era una tomba. Infatti qui vedo, perché sono stati condannati all'ergastolo, la Procura della Repubblica dice che se una tomba senza possibilità di deambulazione, con reazione scarsa, somministrandole massicce dosi di tranquillanti ed eccitanti, tra l'altro, cagionandone volontariamente la morte, addirittura loro dicono volontariamente la morte. Ecco, la carceriera si chiamava Laura Pedroncini, e il suo compagno Giuliano Angelini, che questi non sono dell''ndrangheta, sono dei balordi lombardi adoperati dall''ndrangheta. Ecco, questi, sulla questione del miliardo e 50 milioni che è stato pagato per il riscatto, questi c'entrano sicuramente, perché loro erano in carcere nel 90, qualche anno, un decennio dopo, erano in carcere a Perugia per scontare l'ergastolo, però grazie alla legge Bozzini questi usufruivano di permessi anche lunghi e uscivano tranquillamente. Però erano anche è emerso, sentendo che i tassisti e questi trascorrevano dei giorni nei più belli alberghi di Bergamo. Quindi loro probabilmente avevano in mano una bella il bottino. Però dopo una volta non sono più rientrati, e quindi erano latitanti, ed ha beccati la polizia francese in Costa Azzurra, e lì erano anche lì, facevano una vita molto dispendiosa, molto allegra. Quindi probabilmente c'erano di mezzo i cambisti del Casino di Monte Carlo. Sicuramente. Che di questi 2 furono uccisi, sono stati uccisi, e le cose sono ancora irrisolte. Quindi è per questo che è un giallo anche in questo. È vero. E tra l'altro adesso, Emilio, appunto, sono di nuovo a processo gli esecutori materiali, che sono dei vecchiettini. Io sono andata lì al processo, ho detto: ma questi qui, se li incontro per strada, penso che giocano a bocce, non lo so, che vanno alla bocciofila. Adesso fare un processo, cosa pensi tu di questo processo adesso a 49 anni di distanza? È giusto. Adesso sono ancora i presunti rapitori, però se sono stati loro devono pagare, e saranno, penso, come tutti gli altri, condannati all'ergastolo. Furono 22, no? No, sono 8 e più questo. 8 ergastoli sono stati dati al processo di Novara, e poi anche in appello a Torino. E poi altre pene. Però di questi loro sono stati condannati per omicidio con dolo, e questo è una cosa interessante, perché anche quello che semplicemente ha telefonato anche lui è accusato di omicidio, e questi, anche se hanno semplicemente fatto il sequestro, però omicidio con dolo lo spiega bene il PM Canfora del processo, che è quello che tu compi un'azione delittuosa e sai che può portare alla morte. Quello che adesso verrà condannato anche quello che del caporalato che ha con la gamba tagliata, rotta, l'ha messo. Anche Vannini, il caso Vannini è stato un omicidio con dolo, col dolo eventuale. Ecco, Io avrei dato l'omicidio volontario, però. È interessantissima anche la storia
di come sono arrivati a questi, perché dopo quasi 35, 40, ecco, quando sulla mini minor del Galli erano rimaste molte impronte digitali. Però allora con i mezzi tecnici che la polizia disponeva non sono riusciti ad avere. Ecco, io ho saputo però dopo che Oddio, mi si è fermato. con questi Emilio, qua, con i nuovi, non lo sento più. no, Ah, ecco. sì. Vabbè, comunque con le tecniche attuali si possono riaprire tanti casi. Non so se in questo caso hanno fatto il DNA, no? Sì, no. Ecco, è venuto fuori che questi impronte appartenevano a questo Demetrio Latella che era già in carcere per altri sequestri di persone. Questo lo hanno chiamato, hanno interrogato e lui tranquillamente ha detto che il nome degli altri complici, perché è vero. sapeva che la cosa era prescritta, quindi invece il Parlamento ha cambiato la legge, quindi l'omicidio per dolo resta omicidio per dolo. Quindi rischiano l'ergastolo, che hanno quasi 80 anni sicuramente. E alcune, sì, 70-80 anni. Senti Laura, cosa sognavate per il futuro tu e Cristina? Non so, vi dicevate magari cosa volevate fare da grande? Cosa diceva Cristina? Ma avevamo sempre dei bei progetti, delle cose da fare insieme e soprattutto ci divertivamo. Sì, pensavamo a studiare, andavamo a scuola, anch'io andavo al liceo, ma allora non si parlava tanto di progetti. Vivevamo il presente, ci divertivamo, ridevamo tanto e godevamo così dello stare insieme. Però, certo, i 18 anni sono l'età di passaggio dall'adolescenza all'età adulta, certo. periodo di cambiamento e quindi, però forse eravamo ancora un po' incoscienti, non ci, almeno quando ci vedevamo era solo una gioia, un divertimento, volevo dirti che l'ultima foto che ha fatto, quella dove lei ha i capelli un po' mossi e un bel vestito a fiori, è la foto della mia festa dei 18 anni che ho festeggiato a Erba. Ecco, l'ultima foto che abbiamo di Cristina. Però eravamo felici e avevamo questo futuro davanti. Sicuramente. Questa finestra aperta che avevo per me è diventata improvvisamente un muro quando è mancata lei. E devi affrontare questa tragedia, questo dolore così forte, senza protezioni, senza appigli, senza vie d'uscita, perché era un dolore di una famiglia intera, di più famiglie, dove non potevi aggrapparti a niente, non c'era spiegazione, non c'era rassegnazione, perché tu ti rassegni a un incidente, a una malattia, ma una cosa così è difficile. E il dolore è stato enorme, difficile da superare. Le conseguenze... Ecco, Emilio, anche tu negli anni successivi hai continuato ad avere rapporti con la famiglia. Io ho parlato con un nipote che mi ha detto che lui ovviamente non aveva mai conosciuto Cristina perché è più giovane, è il figlio di Vittorio, del fratello di Cristina, e mi diceva: io sono voluto venire al processo perché voglio capire, perché in casa quasi non dovevamo parlare di quella storia perché faceva troppo male. Come li hai vissuti? Tu li hai seguiti un po' loro? Sì, è vero. Loro cercavano di non parlare, ma il papà morì 6 mesi dopo di crepacuore, a Buenos Aires. La mamma la chiamava Carletta. Carla, vediamo qui le foto.
una bella, bellissima donna, Sì, è morta l'anno scorso. sì, Ecco, sì. lei rifiutò ogni intervista, addirittura Ah, con Enzo Biagi non volle parlare. Però lei abitava quasi sempre nella villa di Gagliano di Oppidio e quindi io qualche volta la incontravo e lei dipingeva, sì. era una pittrice molto brava, soprattutto di paesaggi. Allora io, con un trucco da cronista, Certo. ho detto, "Ma facciamo un bel articolo sulla sua pittura", così, allora Certo. fotografai e poi lei a brutto momento di colpo gli chiesi, ma lei mi perdona quelli che hanno ucciso? Ma sei matto, mi ha detto, no? È il titolo, vero Emilio? È E il titolo. allora io Perdonare? però Mai. non ha voluto, mi ha detto solo no, questi devono pagare, sono Certo. mascalzoni atroci e tutto quanto. Si è limitata solo a dire quelle cose, non ha voluto dirmi come aveva avuto la notizia, come A aveva visto. ricordare, Ha insomma, quei voluto mai, giorni. non ha voluto. So che le feci delle foto e poi prima di pubblicarle è venuta a casa mia a vederle sul computer perché non ne andava bene neanche una. Non le piacevano. Allora la fotografai lì ancora in casa mia, quella andava bene e abbiamo fatto un grosso articolo sulla Sì. provincia. Ecco, quindi sì, è stato bello. E devo dire poi che il fatto che non è mai cioè anche nelle cronache dei giornali non si è mai riusciti a trasmettere bene l'atrocità di questo. Ecco, io penso che questo. Io ho seguito ben 14 sequestri di persona, no? Era la stagione eccessiva. Certo, certo. Questo è stato il più Sì. più tragico. Però anche altri sono stati tremendi, proprio quel ragazzo Paolo Giorgetti di Meda che a 16 anni fugge, ecco, perché questo l'ho seguito io. Altri sono andati abbastanza bene, si hanno liberati. Ecco, devo dire che nessuno però ha trattato il sequestrato con l'atrocità mista a Di questo. stupidità e ignoranza di questo. Alcuni sono anche, per esempio, l'anonima sarda sequestrò assieme a dei balordi locali Davide Agratti, il ragazzino di 8 anni di Monticello Brianza. Sì. Quindi questo sono andati a nasconderlo a Lecce, no? Un errore tremendo perché è un paese in cui non vola una mosca che non si sappia. No? Quindi Certo. però il carceriere andava giù per Cote del Bambino in un negozio a comprare gli ovetti di Kinder, lì, no? Per bambini. Ma che lì se fa come fa, e quindi sono arrivati. Incredibile, incredibile. No, questo qui diciamo che da quel monologo appunto che fu poi messo in scena nel 2015, mi sembra, al Piccolo Teatro, che ha avuto un grande successo, proprio forse quel monologo ha dato l'idea di quei 5 centimetri d'aria. Laura, tu l'hai visto? Voi lo avete Sì, visto? è venuto, sì, io l'ho sentita molto, lei mi ha anche telefonato più volte per conoscere precisamente come se stessi parlando adesso. E prima di andare, anche il regista mi chiamò. Io l'ho visto, l'hanno portato a Erba e l'hanno Sì, è vero. sì, È vero. il tubo era davvero di 5 centimetri d'aria. La fossa, e quando noi abbiamo visto la fossa dentro nel terreno, lì con una lastra di calcestruzzo di sopra, hanno aperto, c'era una cronista, mi pare che era non mi ricordo più dove venire, mi pare, che si è lasciata giù. Sì, sì, si è sentita male, ci credo. Laura, tu lo hai visto il Io monologo? no.
o non ne hai ho sentito avuto parlare? il coraggio né la forza, perché ti spiego, io dopo il rapimento e dopo tutta questa tragedia Sì, ho sofferto parecchio nell'anima e nel corpo. Ho avuto tanti anni attacchi di panico che mi facevano venire una tachicardia, un senso certo. di soffocamento, è bruttissimo. E poi con una grande forza di volontà sono riuscita a superarli, e grazie anche alle mie figlie, perché poi la vita va avanti e Certo. non si ferma, e trovi uno spiraglio e poi la vita ti riserva anche delle gioie, no? Ma Nonostante io tutto credo che il lo dolore. spiraglio qui l'abbia anche creato Sì, Arianna e il papà con la sì, fondazione, no, sì, Emilio? sì, Perché con sì. questa fondazione loro si occupano anche di fare eventi contro la criminalità, insomma, parlare di questi temi. Sì, è un'iniziativa molto bella, Sì, importante, ha anche successo perché vedo che sì, ha ottenuto anche qualche aiuto da parte di organi come la Fondazione Comasca, ecco, la Cariplo, così. Ecco, devo dire che già l'aveva detto il padre prima sì, di morire che doveva esserci una fondazione. E venne da me poi il fratello Arjuna, che poi lo zio Arjuna, che mi chiamò più volte a parlare, e quindi lui, ecco, poi la Arianna Mazzotti, sì, la cugina, la la nipote, vediamo qui nelle foto, sì, sì, ecco, lei ha spostato dall''ndrangheta, sulla certo. luce dell''ndrangheta, e anche i quattro, e anche ci si è messa anche Ilaria Alpi, l'associazione Ilaria Alpi, che organizza questi 4 incontri in Brianza, il primo apro con la 18 di ottobre a Eupidio. E spero, Proprio e spero che venga Corrado Canfora, che è stato il il primo magistrato. a 96 anni, speriamo che venga. Sì. Allora verrò anch'io. Ma Sì. cosa ti ha lasciato aver scritto questo libro adesso? Cioè, senti di aver chiuso un cerchio o stai aspettando anche tu che finisca questo processo? O non può? Adesso sono d'accordo con l'editore, che adesso vediamo come esce il processo e probabilmente il libro L'aggiornamento. verrà aggiornato, sì, quindi Laura, a proposito Sì. di questo processo, Sì. tu, non so, credi che Eh, ci sarà giustizia o è io importante la giustizia dopo 49 anni? sì, Ripeto, sì, i non, figli Arianna e Jonathan sono venuti perché sì, volevano sì. esserci. Ecco, io sono molto emotiva e molto, come si dice, suscettibile in queste occasioni qua, faccio fatica. E, eh, e quindi cerco di evitarle, anche se per me, Sì, mia ma Cristina, ti volevo chiedere solo se tu credi sì, nella giustizia a questo punto. sì, certo. Non vendetta, ma giustizia, e chi ha eseguito anche materialmente, ha fatto parte di un progetto, di un disegno criminoso, di un reato orrendo, e quindi deve pagare. So che sono anziani, so che insomma non so quanto vivranno ancora, ma per me vogliamo giustizia, e vogliamo che quello che hanno commesso, anche se è trascorso tanto tempo, devono pagare per quello che hanno fatto. È giusto perché poi se si riapre un caso così importante grazie alle tecniche scientifiche, è giusto anche che ci sia un processo, vero Emilio? Sì. Eh sì, anche loro hanno fatto parte di questo progetto, di questa infamia, e anche solo se hanno aperto la portiera. Non mi Ah sì. interessa. addirittura Mh-mh. sembra che uno di loro sia stato alla mente.
sia stato veramente, perché Sì, tutto, di questi 4, questi qui che sono ora a processo, sì. perché tutto veniva ordinato dalla Calabria. Certo. Infatti gli inquirenti in un primo momento pensavano che fosse stata portata giù. Infatti. Invece l'hanno dato in mano a questi stupidi balordi che hanno ucciso. Perché in genere venivano portati giù in Sardegna quando si trattava dell'anonima sarda, quindi è curioso che invece questa volta l'abbiano portata vicino alla fine. Vabbè, perché erano questi smandruppati. E vi ricordate, no, il monologo quando l'attrice dice, impersonando insomma Cristina, questo ha l'accento milanese, questo non è calabrese, questo è milanese, perché erano proprio quei due balordi. No, sì, e poi oltretutto sono anche le carceriere, la Loredana Pedroncini Sì, Pedroncini. e la Giulia, la Rosa Cristiano, che quella era calabrese. E come donne hanno Anche due donne. delle streghe, perché Sì, veramente. ecco, mi ho parlato una volta con uno psicologo e mi ha detto io poi non è perché il libro è già atroce, no? Adesso lo diciamo, dopo un po' la nostra voce svanisce, ma nel libro resta che queste qua erano prese da un odio verso questa ragazza, la ragazza ricca, la ragazza bella, che aveva tutta la vita davanti. Loro stentavano, il compagno Sì. era fallito, era già stato Sì. dentro un po', quindi anche questo, secondo lui, ha giocato molto nella nella fine, nella decisione di farla finire così, perché potevano benissimo tenerla da un'altra parte e volendo anche evitare di farla finire dopo che avevano preso i soldi. Quando l'hanno tolta dalla buca, dalla fossa, l'hanno portata in un appartamento, ma hanno continuato a somministrare, certo. probabilmente non voleva più mangiare nemmeno lei. No. Stai un mese distesa. Ormai era finita. Non si è mai capito come bisogni fisiologici, non si è mai capito. E io non so cosa ha visto questa cronista dell'Avvenire, se per svenire è svenuta. Mi immagino. Quindi figurati che situazione. Agghiacciante. È giustificato anche la mia febbre a 40 il giorno dopo. Certo, questo per far capire alla gente che anche i cronisti hanno un'anima. Sì. Poi, quando invece, allora noi avevamo il direttore De Simoni, che l'ho ricordato una cosa, perché lui fu un grande veramente, perché i sequestri di persona lui li viveva come se fossero loro figli, no? Quindi si diede da fare anche per raccogliere la famiglia. La somma perché e quindi quando il sequestrato arrivava la notizia che l'avevano liberato, era un'esplosione di gioia perché non so se raccontarlo questo episodio che forse è racconta. Era un po' stupido. E prima del sequestro della Cristina, qualche anno prima, seguì un sequestro a Meda, Fazio Lunghi, che fu liberato. La sera in cui noi abbiamo sempre con le nostre trombe che ci avvisano, allora era così, sono andato col fotografo a Meda per vedere, la portinaia ci ha fatto entrare, si è salito in questa villa e lui era appena arrivato e i genitori mi hanno fatto parlare con lui, era un po' così frastornato. Poi dopo io scendo giù e ormai era notte e dovevo telefonare al giornale, vado in una cabina, era rotta, un'altra cabina era rotta. Allora passavo da un nightclub, il Valentino Sgarra, lì è sicuramente aperto, e quindi sono andato lì al proprietario che mi conosceva e sono pronto. Sì. Mi dicono dalla regia che abbiamo 2 minuti.
E là sono andato lì e gli ho detto, conoscevo perché lì c'era già stato cronisti, c'era già stato qualche sparatorio. Dico, mi faccio fare una telefono? Sì, mi hanno fatto la telefono, messo lì in un tavolino al piano superiore e chiamato il direttore, ha detto, hanno liberato, bene, conta su, che il pezzo te lo scrivo io, loro si faceva così. Sì, No? si telefonava, certo. E allora, tanto che parlavo, sentivo la musica e Dice, ma dove sei? dice dove sei? E sono al Esatto. Valentino's Garden con una ragazza sulle ginocchia e c'era una signora, una vecchietta che stava facendo i conti, gliel'ho passato, saluto il direttore, questo è dato, ciao. E allora io questa storia la racconto anche quando faccio le conferenze sulla Cristina Matteo perché stempera un po' la tensione. Certo. E allora il giorno dopo, quando sono arrivato al giornale, la tipografia si è fermata, tutti venuti lì e ma come era che era lì? Vabbè. Bene, Va bene, vi ringrazio tantissimo, vi ricordo di nuovo se volete rivivere insomma la storia di Cristina, conoscerla, e l'editore Murcia che editore Mursia, che è anche il mio editore, quindi non posso sì, non no, citarlo. me lo sono fatto mandare il tuo libro. Ah, Iara? Sì. Adesso c'è l'altro, arriva l'altro. E grazie a Laura, grazie soprattutto a voi. perché so che è stato molto, insomma, Grazie. duro per lei dal punto di vista Sì. psicologico, però la ringrazio veramente tantissimo perché ha Grazie a voluto voi, essere grazie mille. con noi. Poi nel libro ovviamente troverete tutta la testimonianza di Laura, anche dei ragazzi che erano con Cristina. Però insomma, vabbè, grazie per Grazie. questa diretta e insomma, alla prossima, a mercoledì prossimo. Grazie a voi. Grazie a voi. Avete ascoltato Giallo Radio Club.